Buongiorno, bentornati con il nostro notiziario delle 12:30 che apriamo con lo sport. Dopo la grande giornata di ieri, il bronzo di Mirko Zanni, oggi non sono arrivate medaglie per il Friuli Venezia Giulia agli Giochi Olimpici di Tokyo 2020, nonostante il gran numero di corregionali in gara. La prima delusione è arrivata dallo skate, dove la veterana Chiara Cainero, dopo una giornata da dimenticare, ieri non ha centrato l'accesso alla finale, non riuscendo a bissare la medaglia di 5 anni fa a Rio. La sua compagna di squadra, Diana Bacosi, ha invece vinto l'argento. La nazionale di softball invece ha rimediato alla quinta sconfitta in 5 partite, perdendo anche contro il Canada per 8-1 e finendo eliminata da ultima nel girone. Infine il cross country, con in gara Luca Braidot e Nadir Colledani. L'Isontino è arrivato 25esimo al traguardo, mentre il ciclista di Castelnuovo si è piazzato al 34esimo su 36 atleti che hanno concluso la gara. Andiamo a Monfalcone adesso, sarà consegnata oggi infatti dalla Fincantieri la MSC Seashore, la nave da crociera più grande mai costruita in Italia. A ricevere la nave sarà la divisione crociere del gruppo MSC e la presenza del ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini. La gemella di questa nave, la Seascape, è in costruzione nel cantiere monfalconese. La sua entrata in servizio è prevista per l'inverno 2022. In omaggio alle più antiche tradizioni, il direttore del cantiere Roberto Olivari consegnerà al capitano della Seashore, Giuseppe Galano, un'ampolla con all'interno l'acqua che per la prima volta ha toccato lo scafo quando 7 mesi fa la nave è stata messa in galleggiamento. La consegna fa parte di un piano a lungo termine di Fincantieri che prevede oltre 3 già realizzate, altre 5 grandi unità per una ricaduta economica di oltre 13 miliardi di euro. Nello stesso giorno Fincantieri insieme a MSC e SNAM ha annunciato la firma di un memorandum per valutare congiuntamente la progettazione e la realizzazione della prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno. E dopo 23 anni chiuderà a ottobre il primo McDonald's di Udine. L'attività di Borgostazione cesserà il 1° ottobre, il personale però sarà tutto reintegrato. Calo di fatturato importante, ci ha spiegato il licenziatario. Ormai molte persone evitano purtroppo la zona di Borgostazione. Sentiamo. Dopo 23 anni di attività, a ottobre chiuderà il McDonald's di Viale Europa Unita a Udine. La decisione, ci ha spiegato il licenziatario della catena di fast food, non è negoziabile e dipende esclusivamente dall'enorme calo di fatturato che il punto vendita di Borgostazione ha subito negli ultimi anni, anche escludendo le conseguenze economiche dovute alle limitazioni e alle chiusure antipandemiche. I 18 dipendenti attualmente impiegati di fronte alla stazione dei treni saranno distribuiti tra gli altri 4 punti vendita presenti tra Portogruaro, Udine Sud, Udine Nord e il Terminal Studenti, tutti più improntati sul servizio di punta della catena, ovvero il takeaway, il McDrive e il servizio rivolto alle famiglie. C'è un problema generale sull'area, molti evitano la stazione, purtroppo. Il locale soffre proprio perché ha avuto un calo di fatturato incredibile, non più sostenibile e quindi è meglio utilizzare le risorse su altre parti. La notizia ha sconvolto uno degli studiosi del quartiere delle Magnole, Marco Rioles, che legge questo segnale come una sorta di bandiera bianca e lancia un invito a intervenire ridando fiducia a commercianti e residenti. Questo quartiere è diventato quello di cui si parlava 20 anni fa quando c'erano 4 gatti, cioè un quartiere cosiddetto infrequentabile, il ghetto. Questo posto ha una maledizione e la vogliamo tenere con noi destinando questo quartiere a un futuro nefasto o vogliamo risalire la china? Facciamoci questa domanda, per favore. E la cronaca: i carabinieri di Aurisina hanno eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino romeno di 42 anni. Il provvedimento emesso dall'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma è relativo a condanne per reati commessi nella capitale. Con la sua banda di connazionali imperversava nelle stazioni ferroviarie romane, mettendo a segno furti nei negozi e supermercati o negli scali e rapine in danno a passeggeri che venivano minacciati e costretti a consegnare
telefono cellulare e portafogli. In una circostanza il gruppo aveva anche abusato di una ragazza, una giovane fragile appena scappata di casa. I carabinieri della radiomobile di Aurisina lo hanno rintracciato a bordo di un pullman di linea diretto a Roma. Gli accertamenti svolti dai militari hanno permesso di appurare che lo straniero deve scontare una condanna a 2 anni e 6 mesi di carcere per la violenza sessuale di gruppo. Per le rapine e i furti, tutti commessi oltre 11 anni fa, è stato portato al Coroneo. E i giovani al centro dell'attenzione dell'Ente Friuli nel Mondo. Ieri a Osopo si è svolta la convention annuale che ha dato ampio spazio alla cultura. Appuntamento adesso il prossimo anno a Spilimbergo, il 29-30 luglio, per i 100 anni della Scuola dei Mosaicisti. Pur continuando a mantenere viva la mission delle origini, che è quella di salvaguardare i valori identitari del popolo friulano, è sempre più rivolta alle giovani generazioni l'attenzione dell'Ente Friuli nel Mondo, che non a caso ha intitolato Guardians Paldoman, custodi per il futuro, la convention annuale ospitata ieri dal Teatro della Corte di Osopo. L'incontro è ripartito da dove ci si era lasciati l'anno scorso, con la pandemia che ancora una volta ha condizionato l'evento. Per dire la verità ci eravamo illusi, difatti abbiamo riproposto anche quest'anno la convention annuale degli immigrati friulani nel mondo di nuovo qua a Osopo, perché la comunità veramente ospitale, difatti abbiamo appena inaugurato una piazzetta all'emigrante e quindi una comunità che tanto ha dato all'immigrazione, e quindi noi come Ente Friuli nel Mondo volevamo proprio ridare e rifare la festa che questa comunità meritava. Guardians per Doman, questo è il titolo della convention di oggi, perché guardiani per il futuro, quindi noi come Ente Friuli nel Mondo il nostro obiettivo è quello di salvaguardare i valori identitari, e questa è la nostra mission, ma per chi? Per cosa? Per i nostri giovani, quindi ci sarà questa apertura del teatro, quindi come simbolo appunto dell'apertura della cultura rivolta verso il pubblico, presentando delle memorie filmiche rivisitate dell'immigrazione, rivisitate con le nuove tecnologie, e poi un bellissimo concerto finale dei giovani del Conservatorio Statale di Musica diretto dalla professoressa Flavia Brunetto, che è anche vicepresidente dell'Ente Friuli nel Mondo. Il prossimo anno ci troveremo a Spilimbergo per i 100 anni della Scuola Mosaicisti di Spilimbergo, e sicuramente lì faremo quella festa che tutti i friulani meritano. Una volta si emigrava per necessità, adesso si emigra per opportunità. Ma come sempre è forte il legame di questi nostri corregionali con la madrepatria, con i suoi valori umani, con i valori della capacità del fare, con la speranza di poter in qualche modo portare questo Friuli in giro per il mondo. Ma io credo che il valore di sei furlans, dal passato, dal presente e dal domani, e la custodie che appunto voi avete ricordato come esempi significativi di queste serate, avete di passare attraverso l'utilizzo da nostre lingue. O non itabai in furlan oppure per dare in duce chi vien. E adesso una novità: l'informazione di Telefriuli non va in vacanza, anzi rilancia. A partire da questa sera, infatti, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle 20:40 trasmetteremo Gnovis, il TG in lingua friulana. Così l'emittente, grazie alla collaborazione con ACLIF, punta a rispondere a un bisogno da tempo espresso dalla comunità di riferimento. Sentiamo. Debutta su Telefriuli lunedì 26 luglio Gnovis, l'appuntamento con l'informazione in marilenghe. Il telegiornale in lingua friulana sarà trasmesso quotidianamente dal lunedì al venerdì alle 20:40. Proporrà in sintesi le principali notizie della giornata che interessano l'intero Friuli Venezia Giulia, oltre ad interviste ai sindaci e ad altri rappresentanti istituzionali e non solo del territorio. Gnovis nasce dalla volontà dell'emittente di rispondere ad un bisogno espresso dalla comunità di riferimento e grazie alla collaborazione con ACLIF, l'Assemblea di Comunità Linguistica Friulana. Siamo veramente contenti come Assemblea di Comunità Linguistica Friulana dall'attenzione che ne ha dato Telefriuli per far partire un TG per Furlan, che è un'opportunità per tutte le comunità di far sentire la sua voce, per far conoscere che di Biel al succede ai paesi. Gnovis, che vuol dire un'opportunità di fare per Furlan e per farlo conoscere di più.
È un momento eccezionale il fatto che a Telefriuli per la prima volta fa un telegiornale in Furlan. È un telegiornale che tiene alto il valore delle nostre lingue, è importante sapere ciò che succede di par di, è importante che i nostri int ascoltino le nostre lingue. Quindi una grande soddisfazione. E allora uspetenculis, Gnovis. Andiamo adesso in Varresia, dove ieri si è festeggiata Sant'Anna, ma anche la festa dell'aglio. Presidio Slow Food e vediamo com'è andata la raccolta. Com'è andata quest'annata dell'aglio di Resia? A me personalmente non tanto bene. Ci hanno pensato i topolini a rovinarmi tutta la raccolta. Ho salvato soltanto i fiori dell'aglio in giugno e con quello lì sono riuscita a fare un buon prodotto della crema di scapi d'aglio. In ogni casa diciamo, viene coltivato a livello familiare, piccoli produttori, potrebbero essere non so, fino a 1000 piantine. L'aglio di Resia è particolare, che cos'ha di particolare? È più digeribile, si digerisce meglio, è profumato, insomma ha delle qualità diciamo organolettiche molto evidenti. Com'è andata per lei invece l'annata dell'aglio? È andata benissimo perché siamo stati dietro parecchio. Pensavamo l'annata dell'anno prima male, nel senso non si poteva venire qua a curarlo, ma quest'anno posso dire che sono molto soddisfatta. Un bel aglio. Per la festa dell'aglio di Resia ci sono dimostrazioni e ci sono persone che arrivano da tutto il Friuli Venezia Giulia per poterlo acquistare già nelle prime ore della mattina. E difatti io alle 7:30 sono venuta qua a portare il gazebo senza l'aglio, altrimenti era sparito in mezz'ora. Io ho i miei clienti anche, sono di Gonars, però la casa qui a San Giorgio, e ho dovuto tirar via le ordinazioni, qualcuno a Gonars, per poter portare qua 35 kg d'aglio che è sparito. Andiamo adesso a Vicinico, dove l'amministrazione comunale investe sulla scuola, una scuola che attira molti allievi anche perché utilizza un metodo particolare. Sentiamo. Un avanzo di bilancio per il comune di Vicinico di 400.000 euro. Come pensate di impiegare questo fondo? Parte dell'avanzo verrà impiegato per l'acquisto di lavagne luminose, perché noi a Vicinico diciamo, andiamo un po' fieri del metodo Bortolato che viene insegnato nella scuola primaria e per cui ed è motivo di orgoglio e di attrazione di moltissimi alunni che vengono molti da fuori comune. Adesso stiamo registrando le ultime iscrizioni e siamo al full, insomma, di questo siamo orgogliosi. Insomma. Questa scuola quindi attira alunni anche da altri comuni. Quanti sono adesso i bambini iscritti? Una novantina circa. E poi abbiamo anche l'asilo. Questo metodo da quanto è che viene portato avanti nella vostra scuola? No, anche dalla precedente amministrazione e dà dei buonissimi risultati, insomma, e quindi è molto richiesto. Di questo siamo orgogliosi. È sempre importanti gli investimenti sulla scuola ed era l'ultima notizia del nostro TG delle 12:30. Rimanete con voi perché tra poco c'è A Voi la linea con contributi e dirette dal territorio. Un buon pomeriggio.